Signore e signori, buonasera e benvenuti al secondo appuntamento di approfondimento del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Ci eravamo lasciati qualche settimana fa con i nostri esperti, con le nostre guide alpine e naturalistiche che ci hanno raccontato, ci hanno dettagliato, ci hanno invogliato a frequentare i sentieri, le strade, le montagne di questo straordinario parco. Vi ricordo l'area naturale più grande del Friuli Venezia Giulia, 37.000 metri quadrati di naturalità, wilderness, e stasera ci ritroviamo invece con uno specialista di cui veramente sono curioso di sentire i racconti. Vado a leggervi qualche nota biografica. Allora, abbiamo nato a Udine, classe 1985, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio. Da ormai 10 anni svolge la libera professione come naturalista. È specializzato in sistemi informativi territoriali e in gestione di dati ambientali. Si occupa di valutazioni ambientali, del monitoraggio della natura e della valutazione dello stato ambientale dei corsi d'acqua. Per quanto riguarda il monitoraggio della natura, è rilevatore di habitat, flora e alcuni gruppi faunistici di interesse comunitario, in particolare insetti xilofagi. Dal 2021 è iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali del Friuli Venezia Giulia. Signore e signori, abbiamo qui con noi un grandissimo esperto, il dottor Luca Strazzaboschi, che anche è il titolare della società For Nature con sede a Udine. Caro Luca, ci siamo visti prima noi per preparare la trasmissione, quindi bando i formalismi, andrò con il tu. Benvenuto e a te per raccontarci di questi insetti xilofagi. Ve lo voglio dire, una curiosità, una delle pagine del parco più cliccate è proprio quella riguardante gli insetti, per cui ci aspettiamo che ci svelerai tantissime curiosità. A te benvenuto. Grazie mille ancora per la presentazione. Sì, una precisazione, la For Nature ce l'ho assieme ad altri due colleghi, Matteo De Luca e Giuseppe Oriolo. Vi ringrazio per l'invito, vi ringrazio per avermi fatto venire qua questa sera a fare questa chiacchierata su un gruppo di organismi che se no spesso non sono molto considerati o sono considerati poco o alle volte sono considerati male. E poi vedremo anche alcuni esempi di alcuni organismi che possono essere anche considerati dannosi per i nostri boschi, perché quando parliamo di xilofagi, oggi parliamo di insetti, che è un mondo. Parliamo di insetti xilofagi, che è un sottogruppo di questo mondo, di xilofagi saproxilici, tutti termini difficilissimi che poi vedremo nel corso della nostra chiacchierata, e in particolare di alcune specie di interesse comunitario. Anche su questo magari affronteremo delle spiegazioni particolari. E allora, per affrontarle, Luca, diciamo ai nostri spettatori che quando avranno delle curiosità, che poi affronteremo insieme alla fine, non dovranno fare altro che andare nella nostra chat e scrivere di volta in volta le curiosità che verranno loro in mente e così non interromperemo il nostro esperto e al termine affronteremo con Luca quelle che sono le curiosità che emergeranno. Io già nei primi 30 secondi ho già dato un paio di termini di cui già non ho capito niente, per cui sarò il primo a chattare. Sarò il primo a chattare e approfittare della regia di Marianna Corona del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, che è sempre dietro le quinte e che ci agevola questa trasmissione. Ti ho interrotto per dare questa indicazione tecnica, a te per la partenza. Ben fatta. Allora chiedo se è possibile di mettere in condivisione le mie slide. Perfetto. Bene, allora parliamo appunto di questi insetti xilofagi. Sono stati oggetto di alcuni monitoraggi, come poi vedremo nel proseguio di questa nostra chiacchierata, anche all'interno del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, in particolare Rosalia Alpina, che intravediamo in questa foto di sfondo. Io già mi occupavo di questi organismi, ma ho iniziato ad approfondire lo studio di questi organismi negli ultimi 3-4 anni. E quando ho iniziato a farlo, è poi successo che tutti mi dicevano: ah, ok, sei esperto di insetti. Ammesso e premesso che io non mi intendo di niente praticamente nel dettaglio, ma essere esperti di insetti è veramente una cosa difficile.
Nell'immagine di destra, dove vediamo tutti questi cerchi blu, azzurri di diversa dimensione, è un'immagine, un grafico carino che ho trovato in rete ovviamente, che parla dei rapporti di forza del numero di specie dei vari gruppi tassonomici. Per i mammiferi ci sono circa 5.000 specie, di queste 5.500 specie, di queste il 98% sono specie che sono già state scoperte. Bene, per gli insetti abbiamo scoperto 1 milione di specie e stimiamo che queste specie siano 5 milioni. La differenza fra i colori azzurro chiaro e azzurro scuro indica proprio la percentuale, la quantità di specie scoperte, quelle più scuro, rispetto alla totalità delle specie di questi organismi. Quindi parliamo di organismi che hanno una vastissima quantità di specie. Questo perché? Perché hanno diverse nicchie ecologiche, hanno complessi sistemi con cui interagiscono fra di loro e quindi hanno dato luogo a un elevatissimo numero di specie diverse. Allora uno dice, non sei esperto di insetti, sarai esperto di coleotteri. Ecco, i coleotteri, che sono un sottogruppo degli insetti, sono il gruppo più numeroso, questo sottogruppo più numeroso, sono circa più di 300.000, 350.000 le specie di scoperte di coleotteri. Quindi su 1 milione di specie di insetti finora scoperti, 350.000 sono i coleotteri. Quindi è veramente arduo potersi citare come esperti di coleotteri. Quello su cui abbiamo approfondito un po' le conoscenze, su cui ci siamo applicati in maniera maggiore, sono sì alcune specie di coleotteri, alcune specie che sono tutelate, sono iscritte, ma lo vedremo anche poi, all'interno di quello che è un allegato della direttiva Habitat, cioè una direttiva emanata dall'Unione Europea, che è stata poi recepita dai nostri Stati membri, che va a tutelare tutta una serie di habitat e di specie animali e vegetali. Prima di fare questo nostro percorso e parlare dei nostri 3 protagonisti di questa serata, che sono il Lucanus cervus, il cervo volante, la Rosalia alpina e il Morimus, vedremo, funereus asper, facciamo un piccolo passo indietro e facciamo un'introduzione per capire cosa sono questi coleotteri. I coleotteri la facciamo molto semplice, in maniera non troppo scolastica, ma giusto per dare 2 o 3 informazioni per riuscire a identificare un po' questo gruppo molto importante. I coleotteri sono, come tutti gli insetti, divisi in 3 segmenti: capo, torace e addome. La caratteristica forse principale di questi organismi, che ci cade più all'occhio anche quando andiamo a fare la camminata in montagna o ce li troviamo in terrazza, è che hanno dimensioni che possono essere anche molto importanti, come vedremo poi, ma soprattutto una delle 2 coppie di ali è sclerificata, si dice, cioè è irrigidita. Gli insetti hanno 2 coppie di ali, una di queste, nei coleotteri, ha la funzione, quella esterna, ha la funzione, indurendosi, di protezione e si chiamano elitre. Questo è un termine che poi ci tornerà fuori di nuovo perché c'è utile nel monitoraggio di questi insetti per distinguere gli individui, ma lo vedremo poi. Parlando sempre in linea generale, abbiamo citato che i protagonisti di questa serata sono il cervo volante, la Rosalia e il Morimus. Bene, 2 di questi, Rosalia e Morimus, sono longicorni. Sono cioè degli organismi, quando vedremo le foto poi ci sarà più facile capirlo, che hanno le antenne estremamente lunghe. Ci sarà capitato di vedere qualche volta andando in montagna o vicino alla catasta di legna, vedere questi organismi che hanno le antenne lunghissime. Ecco, questa è una particolare caratteristica
che è di alcuni di questi coleotteri. Le antenne sono divise in segmenti, cioè in piccoli pezzi, e anche questo ci aiuta un po' nella determinazione di questi organismi. Parliamo sempre in termini generali del ciclo vitale di un coleottero. Abbiamo citato prima, lo faccio solo come parentesi, due termini, xilofagi e saproxilici, termini che sembrano difficilissimi, in realtà non lo sono. Xilofagi significa che mangia legno, e quindi che sono organismi che hanno a che fare, in una certa fase della loro vita, col legno. Non tutti i xilofagi però, cioè non tutti i xilofagi mangiano legno vivo, alcuni mangiano anche legno morto. In quel caso si parla di saproxilici, ma lo vedremo anche questo andando avanti con le foto. Allora, il ciclo vitale in generale di un coleottero, partiamo dalla fase adulta, che è quella che conosciamo meglio. L'adulto di questi organismi, la sua funzione principale qual è? Quella di riprodursi. In alcuni casi la vita di questa fase, di questi organismi, è relativamente breve, può andare dalla settimana alle 2, 3, 4, 5 settimane. Dopodiché l'adulto muore. L'adulto quindi concentra tutte le sue attività nel riprodursi. In alcuni casi può anche non mangiare. Tutto quello che fa è cercare un partner e riprodursi. Dopo che si è riprodotto, ovodepone, cioè va a mettere il suo ovetto in un substrato, che può essere diverso. In quelli che vedremo poi è il legno, perché sono xilofagi e poi vedremo perché, ma possono essere anche altri. Pensiamo ad esempio allo scarabeo stercorario, può ovodeporre, mettere il suo ovetto all'interno delle palline che crea con lo sterco. L'uovo all'interno di questo substrato poi si schiude e nasce la larva. La larva è la parte all'interno del ciclo biologico di questi organismi predominante, nel senso che la larva vive all'interno del substrato per periodi molto lunghi e vive nutrendosi del substrato. Ad esempio, Rosalia alpina, la fase larvale dura 2, 3, qualche volta 4 anni. Periodo in cui la larva sta all'interno del substrato mangiando e nutrendosi. Alla fine poi di questo ciclo la larva si impupa, quindi si crea questa sorta di rifugio in cui poi si trasforma, avviene la sua metamorfosi e da larva si trasforma nell'adulto, che quindi esce, si dice sfarfalla nell'ambiente esterno e quindi rinizia il giro. Quindi per ricordare che in questi insetti la parte adulta è una piccolissima frazione, cioè come vediamo l'insetto da adulto, che ci fa tanta paura perché ha le gambe lunghe e le antenne lunghe, in realtà è una fase molto piccola nel ciclo biologico di questi animali e la gran parte è la fase larvale. Ok. È veramente curiosissimo, Io che dovete sapere, cari spettatori, che prima della trasmissione ho confessato totale ignoranza nel settore e già da questa prima slide, da questi primi 10 minuti di spiegazione, che tra l'altro approfitto per dire a tutti gli spettatori sarà disponibile online nel sito del parco, come è stata disponibile la precedente presentazione, ci hai già dato un sacco di informazioni interessantissime che andremo poi a ripescare poi con calma anche grazie alla slide. Già questi tempi della larva mi erano totalmente sconosciuti, mi hanno incuriosito tantissimo. Scusa l'interruzione, procedi. Vai tranquillo. Ecco qua allora il primo dei nostri protagonisti, è il cervo volante, Lucanus cervus, una specie che molti di noi ha visto, non necessariamente in posti molto naturali, poi a me capita di trovarlo anche vicino alle case, in paese, che vola sulla terrazza, è legato a contesti leggermente più bassi rispetto agli altri due,
e il maschio è facilmente distinguibile da tutti gli altri insetti per questa coppia di mandibole estremamente sviluppate. In realtà è molta l'apparenza, in quanto quell'enorme coppia di mandibole ha a suo supporto dei muscoli che non sono altrettanto sviluppati e quindi diventa spesso un mero orpello estetico. Serve per i combattimenti fra maschi, per disarcionare un altro maschio quando sono sui rami, sono legati per lo più a latifoglie, in particolare a querce, oppure serve per tenere ferma la partner durante le fasi di accoppiamento. Alcuni studi hanno rivelato come in alcuni casi queste corna molto sviluppate possono essere quasi un problema per questi organismi, nel senso, maschi con corna molto grandi sì, danno l'idea di un essere molto potente, però poi prendono dentro quando camminano nel prato, quando vanno sull'albero, e quindi diventa quasi un ostacolo alla loro attività. In ogni caso è risaputo, insomma, che il maschio che ha la coppia la coppia di corna, la coppia di mandibole più sviluppata, generalmente è un maschio più forte. La sua ecologia è legata, come vi dicevo, a boschi più o meno termofili, quindi più caldi, latifoglie legate quindi alle querce, presenti dal livello del mare fino agli 800 metri. Per cui nei monitoraggi che noi abbiamo fatto, che hanno interessato il Parco delle Dolomiti Friulane e il Parco delle Prealpi Giulie, diciamo che è una presenza molto marginale. Più presenti sono invece gli altri due, i longicorni che vedevamo prima. Vedete qua che si vede una Morimus, in questo caso, legato a latifoglie, ma in questo caso a faggio, che si sviluppano dalla linea del mare, dal livello del mare fino ai 1800 metri, ben esposte al sole. E questo organismo ha la particolarità, innanzitutto c'è stata una diatriba su cui non vorrei proprio entrare, sul livello tassonomico di queste specie. Prima erano due, Morimus asper e Morimus funereus, dopo ci si è accorti che forse erano sottospecie della stessa famiglia e quindi adesso sono di nuovo racchiuse sotto l'unico cappello di Morimus asper, ma è una nota tassonomica che ha poco senso forse in questo caso. E lui non vola, lui o lei in questo caso non volano, e questo vuol dire che ha un periodo di vita dell'adulto leggermente maggiore. Perché? Perché se voli è facile trovare il partner o trovare il posto adatto dove deporre le uova. Se ti tocca camminare, di necessità virtù, un po' di più devi campare, insomma, per riuscire a trovare il partner, eccetera, eccetera. E sul discorso delle elitre, cioè di quella coppia di ali sclerificate che dicevamo all'inizio, vediamo che qua ci sono due macchie per ogni elitra. Queste macchie, ma lo vedremo meglio in Rosalia, che abbiamo studiato un po' di più, consentono a noi rilevatori, ma anche a chiunque vada in giro e trovi questi individui, di identificare un individuo rispetto a un altro. Sono un po' come le nostre impronte digitali. Ogni individuo ha la macchia disposta, forma, intensità del colore diversa da un altro. Ma anche questo lo vediamo con Rosalia, che azzurro su nero, nero su azzurro si vede meglio. Rosalia alpina, è bellissima secondo me, è legata al faggio anche lei, è esposta al sole anche lei, dai 500 ai 1500 metri. E credo quindi che nel parco a questo punto sia molto più presente, visto che l'altezza è proprio la nostra. Difatti, i monitoraggi di xilofagi in parco hanno dato ovviamente maggiori risultati per queste ultime due specie. Abbiamo detto che sono specie legate al legno morto. Il legno morto è da intendersi sia quello schiantato al suolo che quello morto in piedi,
che può essere a seguito di un fulmine, a seguito di un fortunale, che una porzione di tronco si spezza e rimane in piedi ma morto. Lo vedremo poi, il legno morto però è anche un'altra cosa, ma non vi svelo ora questo segreto, così vi lascio un po' di suspense per il proseguio. Abbiamo avuto degli eventi catastrofici anche in alcuni casi qualche anno fa, pensiamo a Vaia, ma ci sono anche altre tempeste o fortunali o temporali che comportano grosse aree di schianti. Qui ad esempio eravamo in un parco del Prealpi Giulia in alcune foto, che portano a un gran numero di legno morto, che portano a una grande quantità di legno morto. Quindi quella che a noi può sembrare un evento totalmente distruttivo, in realtà in alcuni casi può, per alcune specie, ovviamente con tutti i se del caso, può rappresentare invece un habitat molto idoneo. Perché è importante tutelare queste specie? In fondo, queste specie sono legate al legno morto. Il legno morto come evolve? Il legno morto ha una normale evoluzione, ma perché? Perché ci sono tutta una serie di organismi che contribuiscono a degradare la materia organica. Sono organismi necessari per far sì che quella che era una pianta in piedi vitale e che ha assunto nel tempo della sua vita determinate risorse, determinati nutrienti, eccetera, ritorni nel ciclo e quindi venga smantellata attraverso l'azione di più organismi, partendo, che ne so, dal picchio che scava la sua tana e cerca le larve all'interno dell'albero, fino agli ultimi nematodi che mangiano le ultime porzioni di legno, per far sì che tutto questo ritorni all'interno del circolo di un ecosistema. E quindi perché è necessario tutelare la rosalia alpina, così come un altro xilofago? Perché salvandone uno, salvando la rosalia alpina o cercando di conservare in un buono stato di conservazione questi organismi, a ombrello, a cascata, andiamo a salvare tutta una serie di altri organismi e di altri habitat che sono legati a quel mondo lì. C'è più facile salvare un organismo, dico salvare per dire tutelare un organismo, che andare a individuare tutti quegli organismi che hanno a che fare con lo smantellamento di una pianta che è appena caduta e farla ritornare nutriente. L'importanza del legno morto è tale che moltissimi organismi sono legati a questo substrato. Tant'è che anche i piano di abbattimento forestale, tutte quelle cose lì, hanno come norma la necessità di mantenere in bosco un determinato quantitativo di legno morto. Passiamo adesso a vedere un po' da più da vicino come è fatta, in questo caso rosalia alpina, come si sviluppa. Vediamo delle foto. Queste ovviamente non sono mie, non ho avuto la fortuna mai di trovare un bruco o pupa di rosalia, le altre sì. Quindi dicevamo un ciclo biologico sfavorevolissimo, nel senso 3 anni in cui sei chiuso all'interno del tronco a mangiare, 15 giorni in cui esci da adulto per cercare il partner. Sì, non è il massimo come rapporto gioia-sopravvivenza, insomma. E l'adulto è più facile, è più bello, è molto riconoscibile, è un individuo che va dai 4, cioè un organismo che va dai 4, 5, 6 centimetri. I maschi e le femmine si riconoscono, ma non è sempre così facile, dal rapporto fra la lunghezza delle antenne e la lunghezza del corpo, o se si è fortunati perché le femmine ovodepongono, quindi quello, se riusciamo a vederle in quell'attimo lì, come ci è capitato in alcuni casi, è facile riconoscerle.
Morimus, in questo caso, ne vediamo un'altra foto, è un organismo un po' più scuro e meno appariscente. Questo è anche sfortunato in quanto ha il primo segmento dell'antenna di destra che è andato a farsi un po' benedire, quindi ha perso un po' strabico in questo senso. Ma vediamole dall'alto. Dicevamo prima, l'elitre, l'importanza di queste macchie nere. Quando noi facciamo i monitoraggi, uno degli aspetti che dobbiamo considerare è di riuscire a fare sempre una foto in maniera azimutale, nel senso dall'alto. Questo perché dopo, con la semplice foto, riusciamo a distinguere se quell'organismo che abbiamo in mano è lo stesso di quello che abbiamo catturato il giorno prima o è quello che ricatturiamo il giorno dopo ma a 500 metri di distanza. E questo ci consente di capire sia se una specie sta molto vicina, quante ce ne sono di quegli individui all'interno di quell'area, se quell'individuo ha una mobilità più o meno elevata, eccetera, eccetera. Ogni macchia, ogni insieme di macchie, ogni sistema di macchia, quindi mi dà un'impronta caratteristica. Altrimenti, per altri insetti tocca farlo, ci sono degli accorgimenti più invasivi, quindi come marchiarlo con un pennarello indelebile, sì, niente di trascendentale, o in alcuni casi asportare una piccola porzione di elitra. Quindi fargli un tagliettino per riuscire a capire se quello che noi riprendiamo domani o a 500 metri è lo stesso individuo che abbiamo preso ieri. E invece in questi casi, diciamo, questi tatuaggi sono unici. Esatto. E quindi voi non avete il minimo problema perché questa immagine è assolutamente unica rispetto al panorama globale. Esatto, e c'è sufficiente per identificarla. Ovvio è che devi fare le foto dall'alto per essere sicuro, certo, come è fatta questa qui, ad esempio, per essere sicuro perché le differenze ovviamente sono abbastanza minime alle volte. Sì, sì. E in quei 15 giorni, dicevamo, avviene l'accoppiamento. Il maschio alle volte è più piccolo rispetto alla femmina, ma non è sempre così. Alle volte, dicevamo, la distinzione fra quello che è il maschio e la femmina legato al rapporto fra la lunghezza dell'antenna rispetto al corpo non è sempre così. Vediamo in questi due casi che il rapporto antenna-corpo è abbastanza analogo. E l'adulto esce dal tronco, si accoppia e quindi va a ovodeporre. Allora, questa foto qua è stata fatta proprio in Parco delle Dolomiti Friulane, nei pressi di Caseramela, dove avevamo allestito un rosalium, poi vi dirò cos'è. E appena allestito questo rosalium, tempo un paio di ore, si è presentata sta ragazza e ha trovato un substrato dove provare o dove ovodeporre. Parliamo di legno morto, quindi in questo caso noi abbiamo preparato una catasta di tronchi di faggio che erano stati tagliati da un po' di tempo, non tantissimo, e che iniziavano a screpolarsi. La corteccia del faggio dopo un po' inizia a cedere e iniziano a crearsi queste fessurazioni longitudinali e lei col suo ovodepositore cercava di infilare le sue uova all'interno di quell'area lì, all'interno di quella fessura lì, in modo poi che le uova si sviluppassero, nascessero le larve, e le larve poi stanno all'interno di questi tronchi e mangiano il legno. Ma vediamo dopo il resto, perché sennò vi dico cose che poi ripeto. Anche qui abbiamo un'altra immagine, sempre di quell'area lì, però su un'altra fessura. E qui una slide un po' con alcune scritte, senza foto questa, è abbastanza scientifica, sono i protocolli di monitoraggio. Nel senso, noi abbiamo seguito
da partire dal 2018 mi pare, una serie di monitoraggi a livello delle aree protette che si accodavano a dei progetti già sviluppati a livello nazionale, che sono MIP prima e INNAT poi, che erano legati un po' anche a un doppio binario. Da un lato definire una metodologia di monitoraggio standardizzata per gli aspetti scientifici, nel senso bisognava trovare un numero fisso di alberi da frequentare con quella metodologia dedicando quel tempo e da ripetere ogni tot giorni. Questo per Lucanus, un'altra metodologia per Rosalia, un'altra per Cerambix cerdo. Per tutti quegli insetti xilofagi sono state elaborate delle metodologie condivise e standardizzate. L'altro binario su cui sono andati avanti questi progetti è quelli della cosiddetta citizen science, ovvero mi pare siano ancora attivi entrambi i siti, sia quello di MIP che quello di INNAT, avevano elaborato un portale online in cui chiunque poteva andare ad aggiungere la sua osservazione. Ma cosa analoga è i Naturalist, ad esempio, che è un'altra piattaforma in cui chiunque può inserire informazioni relative ad alcune specie. Queste informazioni intanto sono importanti perché contribuiscono ad accrescere lo stato conoscitivo di questi organismi, ma da un altro lato hanno anche l'importante funzione di sensibilizzare un po' la collettività a quelli che sono organismi che, come dicevamo all'inizio, forse tante volte sono un po', non so, guardati con disgusto anche in alcuni casi. Sono organismi estremamente facili da riconoscere e questo ci aiuta, nel senso, una rosalia alpina è difficile, anzi quasi impossibile che io riesca a confonderla con qualcos'altro. E quindi solo poche specie, molto ben riconoscibili. Questi due progetti dicevano, ok, chiunque trova alcuni individui di queste 4-5 specie ci dia questi dati. Noi abbiamo avviato invece le nostre attività di monitoraggio in maniera, come dicevamo prima, con questo approccio metodologico standardizzato. Abbiamo individuato quelli che sono questi siti idonei all'interno di cui individuare questi alberi da monitorare. Noi non abbiamo, almeno non abbiamo i boschi vetusti che hanno in altre regioni d'Italia, e quindi i grossi tronchi che servivano alla rosalia, dovete pensare che tutti questi xilofagi cercano per ovodeporre tronchi di una certa dimensione. Perché? Perché lì dentro ci va il loro uovo, lì dentro ci vanno i loro figli e quindi devono avere un substrato tale da garantire la sopravvivenza di tutte le larve. Quindi non andranno a ovodeporre su un ramo di piccolo diametro, cercheranno il tronco grosso, il tronco con più substrato alimentare per la loro progenie. Quindi noi abbiamo individuato tutti questi alberi e abbiamo iniziato il nostro campionamento, che ha riguardato anche in alcuni casi la misurazione di alcuni individui. Il lavoro è stato fatto assieme al Parco delle Dolomiti Friulane, Parco delle Prealpi Giulie e con la collaborazione del National Institute of Biology di Lubiana, con cui abbiamo realizzato, anzi loro in realtà hanno realizzato degli attrattivi a feromone, adesso vi spiego cosa è, che abbiamo applicato a queste trappole nere che vediamo in alto. Cos'è un attrattivo al feromone? Allora, questi insetti, ma come gran parte degli insetti, hanno un senso dell'olfatto particolare, riescono a percepire degli composti chimici molto caratteristici, ad esempio dei feromoni sessuali, quindi capiscono se c'è una femmina nelle vicinanze della stessa specie, ovviamente. Sono degli odori particolari, degli odori caratteristici di ciascuna specie, e all'interno di ciascuna specie possono avere diverse
significati. Possono essere feromoni di pericolo, feromoni attrattivi o feromoni di aggregazione. In questo caso è stato elaborato un feromone di tipo attrattivo sessuale, abbinato a una sorta di essenza di faggio, un profumo di faggio, sintetizzato anche questo dal punto di vista chimico, il cui odore ricordava il faggio appena tagliato. Abbiamo quindi disposto su queste trappole a feromoni, queste piccole bustine contenente qualche gocciola di questi feromoni, e la struttura di queste trappole, che non so se si riesce a capire, insomma sono 2 pannelli di PVC su cui era stato messo un po' di un lubrificante, faceva sì che le rosalie in volo, queste volano, arrivassero verso la bustina, sbattessero su queste pareti e scivolassero nell'imbuto e in quel barattolino di plastica che c'è sul fondo. Noi eravamo lì ogni ora e mezza, ogni 2 ore circa, aprire il tappo, verificare se c'era qualcosa dentro, determinare, fare le foto e tutto il resto e liberare. Quindi alla fine uno stress tutto sommato gestibile, uno stress piccolino. Diverso è il caso se le trappole non fossero state aperte con frequenze così ravvicinate. Se pensiamo in una giornata d'estate, una cosa che non ho detto, il ciclo biologico di questi organismi fa sì che la fase adulta sia praticamente da metà luglio fino a metà agosto. È il range questo qua, il periodo dell'estate. Quindi immaginate voi una rosalia che sbatte sulla trappola, scivola, finisce nel barattolino bianco, anche se è bianco, se mi sta 8 ore sotto il sole d'estate, bene non sta. Noi ogni ora e mezza circa andavamo a liberarle e quindi all'interno del barattolino c'erano foglie idratate con muschi bagnati, quindi avevamo preparato abbastanza il tutto e questa era una delle metodologie che abbiamo abbinato a quelle previste dei progetti MIP e NAT che abbiamo visto prima. Un'altra metodologia che abbiamo provato ad applicare è quella di usare delle fototrappole, sempre in abbinata con delle trappole a feromone. In questo caso l'organismo è molto piccolino. Le fototrappole sono nate per fotografare orsi, cervi, cose di una certa dimensione. Il sensore o si attivava mai, siccome nella fototrappola c'è un sensore che col movimento attiva la fototrappola e quindi scatta le foto, con organismi così piccolini c'era il rischio che non si venissero mai attivate. Quindi noi abbiamo scelto di impostare queste fototrappole nel fare una foto ogni 5 secondi. L'abbiamo tenuta attiva per 3 giorni e alla fine abbiamo passato altri 3 giorni a guardarci ogni singolo fotogramma nella speranza di trovare qualcosa. Purtroppo in quella volta non abbiamo avuto fortuna, quindi è stato uno esperimento che non ha avuto molto successo, però ci interessava provare anche quel tipo di metodologia lì. Quello che vediamo sotto è un rosalium, quello che dicevamo prima, cioè un hotel per rosalie, dove questi qua avevano più che altro una funzione anche divulgativa e didattica, dove si mostrava alla popolazione come era fatto un rosalium e a cosa serviva. Vedete, il diametro dei tronchi è abbastanza importante. Altri ne sono stati fatti o preparati in ambito naturale, senza la recinzione e con la finalità esclusivamente di salvaguardia della specie. Alcune, ma veramente una cosa molto veloce, note sulle attività di monitoraggio che abbiamo condotto dal 2018 al 2021 nelle aree protette sia del Parco delle Dolomiti Friulane che delle Prealpi Giulie. Non le sto neanche a citare tutte, ma insomma ci ha impegnato notevolmente, 11 ricercatori che abbiamo coordinato alla fine nel gruppo di lavoro, 18 siti monitorati, 21 trappole attivate, un santuario. Il santuario l'abbiamo realizzato in un'area del Parco delle Prealpi Giulie in cui
un evento distruttivo che non era legato a Vaia quella volta, ma a un altro evento catastrofico, aveva buttato giù un grande numero di piante e allora abbiamo deciso che quell'area lì rimaneva così, cioè non ci sarebbero stati interventi di tirar via gli alberi che erano caduti, non ci sarebbero stati interventi silvicolturali di nessun tipo e quest'area abbastanza grande è stata mantenuta così. È stata poi favorito l'arrivo delle rosalie anche con attrattori chimici, quel feromone e quell'essenza di faggio che abbiamo detto prima, e quindi abbiamo creato quest'area in cui le rosalie ma anche i morimus, in quel caso lì, potessero insomma svilupparsi. I rosalium invece li abbiamo realizzati per lo più in Parco delle Dolomiti Friulane, e abbiamo osservato quasi o più di 200 individui. Qui un'immagine solo per far vedere all'interno del parco le aree che avevamo individuato come parco e area Natura 2000 ovviamente, come papabili per il monitoraggio della rosalia. Vediamo che sono aree molto periferiche rispetto ai confini del parco, ma perché gli habitat idonei sono e facilmente raggiungibili anche per un discorso di ottimizzazione del monitoraggio, visto che bisogna ripetere il monitoraggio su questi 15 alberi ogni settimana per 5 volte. Quindi logisticamente queste erano le aree che abbiamo ritenuto meritevoli di monitoraggio. Vedete che c'è, cari spettatori, c'è la Casera Casavento, ricordo che ospita anche le orme di dinosauro, per cui, cari amici, approfitto, no, visto che siamo alle porte dell'estate, perché il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane ha davvero mille cose interessanti. Una di queste, la vedo, è la Casera Casavento con le famose orme di dinosauro, uniche nel panorama regionale, e quindi vedete che il nostro dottor Stazzaboschi è sicuramente dall'Esis, da Casera Casavento, lui mentre aspettava l'arrivo delle rosalie certamente è andato ad ammirare anche le celeberrime orme di dinosauro. Perdona io ho fatto in modo che anche tu potessi prendere fiato, perché, cari spettatori, sono 42 minuti, noi siamo rapiti, sono letteralmente rapito. Con me dalla regia Mariana Corona, anche lei mi sta proprio comunicando di essere piacevolmente stupita. Allora, Luca, io ti ho dato modo di riprendere fiato e ti lascio per la parte finale. Ben gentile. E fra le attività che abbiamo fatto non c'era solo il monitoraggio, ma c'era anche la comunicazione, che è importante sia verso gli altri ricercatori che verso gli enti parco, verso le guide, verso il corpo forestale regionale, quindi verso tutti quegli altri attori o stakeholders che lavorano nelle aree protette o lavorano con la natura. Ma non solo, anche con i bambini, con i ragazzini, con chi è il padrone del mondo alla fine, perché il mondo noi glielo consegniamo a loro, ed è bene che loro abbiano cognizione di quello che c'è, che osservino organismi strani come una rosalia senza paura, ma sapendo cosa c'è dietro a una rosalia, come si fa un monitoraggio, cosa vuol dire tutelare quelle specie, le stesse cose che abbiamo visto un po' oggi assieme. Adesso alcune immagini che c'entrano meno con la rosalia, nel senso, queste qua sono immagini di organismi che sono invece un po' dannosi. Ad esempio, un altro coleottero che è dannoso è il bostrico tipografo, che è un coleottero che attacca invece piante vive o comunque hanno dei problemini, ed è quello che attacca gli abeti, e quando andiamo in giro ci capita spesso di trovare delle macchie di abeti arrossati. Questi abeti sono stati colpiti da questo organismo che fa queste bellissime gallerie. Nella prima immagine di sinistra vediamo ad esempio la galleria principale che è stata scavata dalla madre. La madre è entrata nel tronco, ha scavato quella galleria lì e ha deposto, scavando, i suoi ovetti. Dopo, generalmente alla fine della galleria muore,
E gli ovetti che si schiudono, nascono le larve e le larve partono nella direzione opposte, tutte in direzioni ortogonali a questa galleria principale, mangiando il legno. E per me sono molto affascinanti sia il fatto che sanno che devono partire nella maniera in direzione ortogonale alla galleria principale, sia il fatto che questi organismi alla fine fanno queste gallerie, si impupano, quindi si trasformano, bucano il legno e sfarfallano come adulti. Perché le piante muoiono, le piante di abete muoiono? Perché questi insetti vanno a interferire nella parte viva della pianta, vanno a bloccare, cioè quella comunicazione di linfa, di materiali nutritivi, eccetera, eccetera, sali minerali, eccetera, che dalle radici va alle foglie. Interrompendo quella comunicazione fa sì che l'albero muoia. A questo aggiungiamo poi che entrando l'insetto con sé si porta dietro un sacco di altre schifezze, magari qualche fungo, qualche agente patogeno, eccetera, eccetera. Questo qua infatti è l'Ips typographus, è molto piccolo. Se pensiamo che la rosalia può raggiungere i 5-6 centimetri, questo qua raggiunge forse i 5-6 millimetri. Quindi un insetto estremamente più piccolo che però crea danni importanti. E adesso che siamo verso il finire, ringrazio anche Marianna che mi ha dato il là per questa immagine. Queste, devo ammetterlo, sono prese da internet. Non è un coleottero, ovviamente, non è un xilofago, però c'entra con gli xilofagi. Sono organismi di generi differenti, adesso non entriamo in queste specifiche, ma sono icneomonidi, sono delle sorte di vespe con una lunghissima coda. Vedete nell'immagine in alto a destra questa coda che si allunga tantissimo. E a cosa serve questa coda? Questa coda, questi organismi la usano come una siringa, inarcano la schiena, come nell'immagine grande, e proiettano questa siringa, bucano il legno perché sentono che sotto c'è una larva di xilofago e ci mettono le uova. Quindi se abbiamo pensato che gli xilofagi erano brutti, facevano danni, questo secondo me, visto che siamo anche vicino all'ora di cena, è una cosa da alien. Nel senso, le uova poi, intanto, questi organismi sanno che c'è la larva sotto perché riescono a capire o le frequenze che emettono le larve vibrando o l'odore che emettono, sanno esattamente dove colpire. Loro bucano il legno, lasciano l'ovetto, di solito è sulla superficie della larva, quindi non sono così cattive da perforare la larva, però l'ovetto quando questi organismi, quando nasce, si sviluppa, la larva inizia a mangiare, la larva di queste inizia a mangiare la larva degli xilofagi, senza ucciderla però, perché prima parte mangiando organi non necessari, che ne so, parti di grasso, parti che non sono, che servono, e per ultimo mangia il cuore. Sì, il cuore, mangia gli organi, il cuore ovviamente no, mangia gli organi vitali, lasciando però l'esoscheletro, cioè il suo contenitore rimane vuoto della larva dello xilofago e la larva di questa vespa qui si inserisce lì per impuparsi. Cioè una cosa da alien proprio, eh? Veramente pazzesco, pazzesco quello che ci stai raccontando, assolutamente. Allora, adesso ho quasi veramente chiuso. Durante i monitoraggi abbiamo trovato molte delle specie in questi contesti qui. Grossi alberi tagliati, depezzati, accatastati vicino alle strade. Perché? Perché il tronco è bello grosso. La strada fa sì che ci sia un'apertura nel bosco per cui il sole entra e scalda queste piante e quindi costituiscono un habitat eccezionale per questi animali, così come lo sono grandi cataste di tronchi o le stesse cataste di legna. Però
è una trappola ecologica, quella che si dice trappola ecologica, nel senso l'uomo in questa maniera fa sì di dare a questi organismi l'idea di un bell'habitat dove mettere i loro ovetti. Poi però quell'habitat lì finisce in segheria o finisce nella stufa. Quindi bisogna trovare il modo di coniugare il giusto necessità di sviluppo e di sfruttamento di una risorsa importante come quella del legno e al contempo però di metterci vicino la tutela di questi organismi. Ecco, io avrei così concluso. Poi se ci sono domande, Guarda, a disposizione. guarda, adesso controlliamo dalla regia se ci sono arrivate domande. Ti devo dire che come dire, è stata veramente esaustiva e il tempo è volato. Io avevo, confesso agli spettatori che sono tranquillamente dietro il loro video, nella loro abitazione, che io sono un po' ancora terrorizzato perché sapete quando si fanno le domande, cioè adesso dimmi cosa hai capito, no? E quindi quando è entrato in alcuni dettagli scientifici, dobbiamo essere sinceri che il dottor Sazzaboschi è stato gentilissimo perché è riuscito a coniugare l'aspetto scientifico con quello popolare, arrivando perfino a me che ho confessato in premessa che ero digiuno di qualsiasi tipo di informazione. Credo sia per questo che non abbiamo domande, perché c'è forse il terrore da parte dei nostri spettatori di dire qualcuna delle sciocchezze che sto anche dicendo io. Io però, caro Luca, ho io una domanda da farti, che è questo. Quanto si divide il vostro lavoro tra nella natura e d'ufficio per le ricerche? Perché appunto volevo capire quanto tempo passi in questi monitoraggi e quanto, soprattutto nei mesi estivi ovviamente, visto che ci hai detto che è il mese di luglio quello che più si addice. Beh, allora, ovviamente questo è uno dei lavori che Ecco. abbiamo e che facciamo. E quando dico in giro il lavoro che faccio, spesso mi chiedono se quello che sta nudo in spiaggia, in realtà no, io sono naturalista e quindi vado in giro a cercare, no, a parte gli scherzi. Pensano che io sia sempre in giro a cercare farfalle, fiori, insetti. In realtà sì, ci sono le attività di campo che sono calendarizzate, che richiedono un impegno magari anche su altre specie. Quando abbiamo fatto monitoraggi di galliformi alpini, devi partire alle 2 di mattina per andare a fare i monitoraggi, eccetera, eccetera. Però poi c'è una consistente parte a livello professionale proprio di relazioni, di raccolta dati prima, di gestione di quelli che sono i dati cartografici, di distribuzione delle specie, fare dei modelli statistici per capire qual è l'habitat idoneo, qual è il posto dove andare a cercare queste specie. Quindi sì, sarebbe ottimista dire che metà e metà, in realtà purtroppo sarà un terzo fuori e 2/3 in ufficio, ecco, diciamo così. E alcuni monitoraggi richiedono uno sforzo di indagine maggiore, come questi, perché sono monitoraggi, quelli in generale sulle specie tutelate, perché sono monitoraggi condivisi, sono monitoraggi standardizzati più che altro, e quindi dicono che devi ripetere quel monitoraggio 5 volte e quindi tu devi andare 5 volte a vederti 15 alberi. Altre volte sono, ad esempio, quando ci occupiamo di habitat, è più facile, un habitat non si muove, fai un rilievo in primavera, un rilievo in tarda estate e hai cognizione più o meno della struttura vegetazionale che trovi in quel posto. Diciamo che sì, un po' dipende dal tipo di incarico. Generalmente comunque in estate è il periodo su cui si concentra la maggior parte delle nostre attività in campo, insomma. Attività interessantissime, devo dirti che la cosa che mi ha colpito di più di questa chiacchierata di questa sera è avermi fatto capire qual è l'importanza per la tutela dell'ecosistema, perché ecco, confesso, non l'avevo assolutamente colta in questo modo. Quell'ombrello sotto il quale c'erano così tante specie ci deve far capire quanto
anche un piccolo errore poi comporti dei gravi problemi, e l'abbiamo visto nella trappola finale, come quando appunto queste cataste, se avviate alla segheria o nelle nostre stufe di casa, possono poi creare questo tipo di difficoltà. Io ho, prima di salutare Luca Strazzaboschi, io ho una proposta, l'ho appena condivisa in chat con i vertici del parco, con il presidente Fernando Carrara, con il direttore Graziano Danelì, con Marianna Corona e con tutto lo staff. Siamo stati così rapiti da questo tipo di spiegazione che lanciamo una proposta al dottor Strazzaboschi che sia protagonista di una delle nostre escursioni nel parco e che ci accompagni i nostri escursionisti in una delle sue attività, perché siamo assolutamente certi che con questo tipo di spiegazione sul terreno poi possa essere ancora più pratica e più interessante. Quindi noi, caro Luca, ti lanciamo questa proposta, poi speriamo che si possa materializzare nelle prossime settimane, che mi pare siano quelle bisogna vedere adatte. quelle. Ecco, quindi cari amici del parco, cari spettatori, per la data poi bisognerà vedere un po' appunto quando sarà possibile. Una data però c'è già, che è quella del 6 luglio, che è la prossima serata di approfondimento del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. E allora, cari amici, grazie davvero di essere stati con noi, grazie al dottor Luca Strazzaboschi, che veramente ci ha guidato all'interno di questo straordinario mondo. L'appuntamento con lui è sul campo, l'appuntamento con voi è per il 6 luglio per le prossime serate di approfondimento online del parco. Ovviamente per tutti voi, siccome il parco è un'emozione straordinaria, godetevelo a partire da domani mattina. Grazie a tutti, grazie Luca, buona serata a tutti. Salve.